girato moltissime aziende, ma il leitmotiv è sempre lo stesso, cioè nel senso che è difficile quest'anno chiudere i bilanci quando hai un aumento del costo dell'energia che è raddoppiato, triplicato e qualche volta anche quadruplicato. Sottosegretario con delega alle situazioni di crisi nelle aziende, il padovano Massimo Bitonci, da meno di una settimana al lavoro al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, si aspetta mesi critici per il tessuto produttivo veneto e italiano. Vediamo comunque che c'è un aspetto positivo nell'ultima settimana, nel senso che il prezzo del gas è tornato a livelli più bassi, lo vedremo nelle bollette, anche qui la bollettazione mensile sta dando dei riscontri positivi, l'aumento per il prossimo mese per le famiglie sarà ridotto a un 10% rispetto ai mesi precedenti. Imprese e famiglie rimangono tuttavia in balia di fluttuazioni difficilmente prevedibili e il tempo per intervenire è ridotto. Stiamo lavorando e domani avremo un incontro con il ministro Urso, gli altri sottosegretari e i dirigenti per la predisposizione della legge di bilancio. Approveremo domani alla Camera questa nota di variazione del documento di economia e finanza. Ormai l'inflazione soprattutto sui beni alimentari ha superato il 12%, il famoso carrello della spesa, aumentano anche le entrate fiscali. Queste entrate fiscali saranno utilizzate per un ulteriore decreto aiuti che verrà approvato questa settimana o al massimo nei primi giorni di settimana prossima, e poi la legge di bilancio con degli scostamenti anche importanti, si parla di 30 miliardi di aiuti alle famiglie e alle imprese, quindi rinnovando i crediti d'imposta, rinnovando il taglio delle accise per la benzina e per il gasolio e per aiuti diretti alle famiglie.